Nel 2025 saremo insieme a Nova Gorizia, capitale europea dell'agricoltura, ma proprio ieri, circostanza voluto che abbiamo comunicato sia da Roma che da Gorizia che da Lubiana, il ministro San Giuliano da Roma, la sua omologa da Lubiana e noi da Gorizia, la data dell'inaugurazione di questo straordinario evento, cioè l'8 febbraio del 2025. 8 febbraio perché? Perché coincide con la giornata della cultura slovena, che ricorda il giorno in cui il più grande poeta sloveno, Prešeren, morì. E proprio pochi decenni dopo, invece, l'8 febbraio nacque il nostro grande, straordinario poeta Ungaretti, che sebbene non nato a Gorizia combatté nel corso della Prima Guerra Mondiale e scrisse dei brani, scrisse delle poesie stupende che rimangono nella nostra memoria. Ecco perché quando parliamo di cultura non si parla di cultura di una città, è una cultura internazionale. Ecco perché per noi il ruolo di Venezia, il ruolo del Veneto sarà un ruolo importante, proprio perché è impensabile parlare di cultura dell'Alto Adriatico e del Nord-Est senza parlare anche del Veneto. Oggi abbiamo celebrato il giorno del ricordo, il 10 febbraio, che è data scelta non a caso in quanto la firma del Trattato di pace di Parigi del 1947, stipula che ha portato l'Italia a cedere i territori dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia e del Quarnero, e quindi data non a caso individuata. E abbiamo deciso assieme alla Presidenza del Consiglio di ricordare una figura importante per Venezia, per l'Italia e per l'Istria, Nazario Sauro, che è un vero e proprio personaggio appunto che ci può collegare al confine orientale come laboratorio del Novecento, in quanto nasce alla fine dell'Ottocento, si forma nelle scuole nautiche, scuole che erano fucina di irredentisti. Appena scoppia il primo conflitto mondiale, chiaramente subito va con l'esercito italiano, con la Marina, partecipa a una sessantina di combattimenti dando prova del proprio valore, delle proprie capacità, finché cade prigioniero. C'è un processo alla fine del quale viene impiccato. La sua salma viene tumulata a Pola, ma poi alla fine del secondo conflitto mondiale, quando Pola viene lasciata, abbandonata dai polesani, dagli italiani che lì non potevano più vivere, basti pensare cosa accade a Vergarolla nell'agosto del 46, dove una bomba scoppia in spiaggia ed è la più importante e più tragica strage della Repubblica Italiana. Ecco, quello è l'emblema, il momento paradigmatico dove gli italiani capiscono che in Istria non si può più vivere, che non sono più ben accetti, che non possono più parlare la loro lingua, credere nel proprio Dio e continuare con i propri costumi. Lasciano l'Istria e portano con sé la salma di Nazario Sauro, non la lasciano, non l'abbandonano là, e oggi di fatti si trova nel tempio votivo al Lido di Venezia, e quindi si chiude questo circuito, si chiude questo filo iniziato con queste terre, Istria, Fiume, Dalmazia, romane prima, veneziane dopo, e Sauro rappresenta, è divenuto così un po' un emblema del secolo Novecento, del secolo delle tragedie, del secolo dei nazionalismi e dei totalitarismi e delle ideologie soprattutto, e abbiamo deciso, ricordandolo con questo fumetto, di assurgerlo questo giorno del ricordo, a emblema e a figura rappresentativa che poteva, diciamo così, suggellare questa cerimonia.